Ci sono gli appuntamenti istituzionali e c'è la gioia dei 100.000 pellegrini presenti a Panama per la 34esima giornata mondiale della gioventù. I ragazzi provengono da 156 paesi e non mancano le occasioni per far sentire la propria voce, anche perché per i ragazzi la GMG è iniziata già da qualche giorno, come è successo a Camilla e Sara, volate a Panama da Alessandria. Molto bene, siamo stati accolti benissimo nelle famiglie che hanno davvero voglia di conoscerci, di passare del tempo assieme e anche tutti gli altri pellegrini sono molto socievoli, amichevoli. È un fantastico ambiente perché sono tutti davvero molto aperti con noi e ci trattano non come figli, di più. Oltre agli appuntamenti che li vedranno radunati tutti assieme, i ragazzi stanno partecipando a gruppi alle catechesi, aiutati dai vescovi, oltre 400 quelli presenti. La catechesi è anche l'occasione per il lavoro in piccoli gruppi. Ma è stata sicuramente molto interessante perché noi eravamo con altri ragazzi che erano un po' più grandi di noi e insomma anche vedere il loro punto di vista su questi argomenti è stato sicuramente più interessante perché loro possono votare, possono avere una visione un po' più lucida della nostra. C'è stato un momento di confronto comunque con persone che non sempre la pensano uguale nello stesso modo in cui la pensiamo noi. Ci siamo anche un po' confidati su quali sono i nostri sogni, quali sono stati i punti importanti della nostra vita, quindi comunque è stata una cosa molto intima e soprattutto interessante appunto per il momento di confronto che si può avere anche con l'aiuto del vescovo. Intanto siamo qui per vedere un posto nuovo che per esempio io non ho mai visto, ci sono tantissimi ragazzi, quello che mi aspetto è di avere un contatto in più con la fede che magari non riesco ad avere a casa per ritrovare quel qualcosa di più che mi faccia vivere sicuramente più serenamente, poi tanto caldo.